Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte parleremo di yoga e nella prima parte siamo invece in compagnia, è tornato a trovarci il professor Guglielmo Cevolin, docente di diritto pubblico all'Università di Udine, con il quale parliamo appunto delle questioni internazionali, perché insomma ce n'è ben donde. Sì, di yoga non so niente. Però qualcosa potrei sapere io. Di corsa so un po', ma no di yoga. Senta, cominciamo con un dato. Francia. Molti sono rimasti interdetti dalla decisione di Macron di andare a elezioni anticipate, oltretutto scegliendo la data anche vicina, molto perché vicina. fine 30 giugno, 7 di luglio. 7 di luglio, quindi molti hanno detto ma è una scelta disperata, eccetera, eccetera. A me sembra tutto sommato un rischio molto calcolato, perché probabilmente lui deve aver ragionato, penso io, in termini delle prossime presidenziali, cioè dice ok, vinca pure la destra della Le Pen, governino male, perché probabilmente non credo abbiano la cultura di governo che è necessaria in Francia, e poi alle presidenziali abbiamo giocoforza o noi o eventualmente altri per vincere e per battere i lepenisti o i lepeniani, come si chiama. Quale delle due secondo lei è più possibile come ragionamento? Allora, avendo anche una passione per la Francia, leggo i giornali, Le Monde, Le Figaro e così via, e Le Monde Diplomatique e così. Intanto un po' sicuramente sopra le righe Giove e Macron, sì. Perché ha fatto un post, un video, un manifesto di lui che per combattere il populismo faceva il boxer, ecco. Però alcuni gli hanno detto sempre più un pugile suonato con queste cose, tant'è vero che i suoi consulenti politici della comunicazione gli dicono meno ti fai vedere meglio è, perché più ti fai vedere più si perde voti, perché in effetti anche per esempio le sparate antidiplomatiche che ha fatto anche al G7, per esempio dico vado a vedere la partita, non partecipo alla cena di lavoro, vedo la partita, può essere popolare dire vado a vedere la partita della nazionale, però è anche un comportamento così che se uno vuole avere la plomb di un Mitterrand, ecco, non lo so, ecco, non lo so, penso che non sarebbe andato a vedere la partita, o avrebbe fatto spostare la partita, essendo più di Giove. Ma per esempio io ricordo, ho l'età che mi consente di ricordare le presidenziali francesi del 2022, dove con una sinistra divisa portò anche oggi è ancora abbastanza divisa. Sì. No, ma lì era un po' strano. Oggi iniziava a essere divisa. Sì, ma ricordo per esempio lo scontro Chirac-Le Pen, vinse Chirac quasi con un plebiscito, ma lì era tutto sommato forse più facile come... Adesso la Le Pen sta facendo quello che ha fatto la Meloni, adesso che è diventata di governo, cioè sta cercando di ricentrarsi, cioè di non essere più... è un processo che ha iniziato anche con l'espulsione di suo padre dal partito, ha iniziato da lì per, come dire, Doberman e neofascismo, un pochino meno anche, no? Perché è così espulso il padre, e così sta cercando di ricentrarsi, sta cercando di entrare nel partito della Meloni, cosa che la Meloni non vorrebbe, non converrebbe alla Meloni, perché come per esempio parlamentari europei forse sono di più quelli della Le Pen che quelli di Fratelli d'Italia, mi pare, adesso non vorrei fare, ma insomma ecco, perderebbe una sorta anche di leadership europea, quindi insomma ci sono anche motivi anche di questo aspetto qua. Però mi perdoni se... Sì, no. Ragioniamo magari anche su questo dato, no? Se a livello europeo
i partiti, diciamo così, di centrodestra, estrema, non estrema, centrodestra, se hanno... Ci sono due libri per studiare questa cosa qua, Marco Tarchi e Carlo Galli, che tra l'altro faranno una presentazione, spero di riuscire ad andare, alla sede del Corriere della Sera a Milano il 25 giugno alle ore 18. Una cosa... Tarchi e Carlo Galli, top. Però ecco, voglio dire, due libri, sono due libri di... Voglio dire, uno di Tarchi e uno di Galli. Questo successo indiscutibile, insomma, ha vinto il centrodestra, ecco, insomma, le elezioni europee. Ma no, anche qui diciamo, hanno vinto in certi stati i partiti di destra o di centrodestra, ma sono anche cose molto differenti. Per esempio, non so, in Germania hanno vinto i cristiano-democratici, però in Spagna ha vinto il PP, sì, che non è un partito propriamente democristiano, c'è anche dentro una sua componente filofranchista o comunque, e poi c'è Vox ovviamente che ha avuto un buon risultato, e addirittura è venuto fuori anche, l'ho saputo proprio in questi giorni che ero dalle parti di Valencia sempre, e è venuto fuori un partito alla destra di Vox anche, sta venendo fuori un partito alla destra. Quindi ecco, è vero che stanno crescendo i partiti di destra e anche di estrema destra, però è anche vero che come si stanno profilando queste grandi manovre per le nomine dei top job sì, in Europa, cioè per la Presidenza della Commissione, Presidenza del Consiglio Europeo, per l'Alto Commissario della Politica Estera e così via, l'Alto Rappresentante della Politica Estera, cioè in teoria sarebbe sufficiente la maggioranza Ursula per avere... Sì, avrebbe 400 seggi su 361 che dovrebbero 400 erotti seggi, che su 461 che dovrebbero essere quelli sufficienti, tenendo presente che però c'è il problema sempre dei franchi tiratori, nel senso che per esempio all'interno dei cristiano-democratici, quando c'è stato il momento di votare la von der Leyen come candidata della Germania, del Partito Cristiano-Democratico della Germania per le elezioni europee come Spitzenkandidat, su 300-400 che dovevano votare, 100 se ne sono usciti, non hanno votato. Quindi cioè, non è che c'erano, già a casa sua, non è che c'erano tutti... Però la mia domanda era un'altra, nel senso... certo le destre hanno avuto un buon risultato. Ma per esempio bisognerebbe tener conto di determinate istanze adesso. Cioè, se una delle istanze del centrodestra è il problema dell'immigrazione, forse sarebbe il caso di ragionare sulla... Cioè, non penso che gioverebbe una riproposizione uguale della politica di immigrazione così come è stata fino ad adesso. Certo, però per rispondere al problema di immigrazione, che è un problema molto difficile da risolvere, è molto più facile in campagna elettorale, certo, cosa che ha detto anche la Meloni, blocco navale, oppure cose che dicono questi partiti di estrema destra, le cose più atroci, ecco, tenendo presente che però c'è anche, come dire, una certa ipocrisia in questo, perché in questi giorni, proprio in questi giorni, stanno morendo bambini in mare, eppure non è che c'è molta attenzione, cioè vabbè che mettere tutti i giorni i morti in mare può allontanare comunque il pubblico da un telegiornale, dico io. Però ecco, no, su questo il dottor Bosazzi è maestro, come dire cosa si può dire, cosa si può fare, anche per essere seguiti, perché la prima cosa che un giornalista fa rispetto al sottoscritto, che fa anche un po' il lavoro dello studioso, è quello di essere un pochino più interessante dello studioso, il giornalista, o più accattivante, o più che seguito, più attento, più qualcosa di più, mentre lo studioso può essere anche noioso e non seguito, perché dice vabbè, ma queste cose sono anche noiose. Invece il giornalista è anche un'altra cosa, quindi c'è anche questo ambito qua. Però ecco, è chiaro che su quel tema lì è molto più facile avere la posizione coi Doberman, cattiva, che non una posizione tecnica, perché poi anche una posizione tecnica non c'è, cioè non c'è.
Cioè, non so, penso per esempio anche qui alla Spagna, in mente la Spagna, dove ho parlato con persone di sinistra per esempio su questo tema, loro dicevano: noi ci vergogniamo di come la nostra polizia anche in certi casi sulle reti, la gente che sale sulle reti, Ceuta, Melilla, lì come si chiamano, cioè questi confini, in certi momenti sono degli sfondamenti e qualche colpo parte, qualcosa cioè sono cose, cioè ecco che quindi una sinistra è in difficoltà a gestire questo tema sia tecnico come anche la destra è difficile, sì, perché non è... però alle elezioni cavalcare la protesta e poi certo la cosa che però sta accadendo, e su questa la sinistra dovrebbe rispondere e forse anche la destra dovrebbe rispondere, e cioè il fatto che la classe media sta scomparendo, questo modello di capitalismo sta creando sempre 4 gatti sempre più ricchi e tutta la classe media che non ce la fa con l'aumento dell'inflazione. Nelle città non si vive più con gli 2 stipendi, non si vive più. Queste cose le dice Vittorio Emanuele Parsi nei 2 libri sul Titanic, intitolati Titanic, cioè dire che naufragio o cambio di rotta, cioè il liberalismo europeo e anche occidentale deve cambiare rotta, deve innestare degli elementi di, non so io, di socialismo, di qualcosa, di complessità, di stare più attento a questi fenomeni, perché se no, quello che sta accadendo anche qui, le svolte autoritarie. Già il professor Mario Caliciuri, che è un ex democristiano, che insegna pedagogia e che è però il capo, il presidente della Società Italiana di Intelligence, prevede che ci sarà sempre più un ruolo delle forze dell'ordine per reprimere le proteste sociali, questo, Francia o Spagna, destra o sinistra, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, queste sono le cose sulle quali bisognerebbe misurarsi, ma purtroppo i partiti, con la semplificazione anche qui dei partiti, che non sono più partiti di massa con una discussione, sono dei comitati elettorali, alle elezioni forse anche chi la dice più grossa, e non sempre così, perché per esempio in Polonia Tusk è riuscito con una posizione centrista ad avere dei risultati elettorali migliori, diciamo, della destra un pochino più tradizionalista, che aveva avuto successo ma che adesso è stata superata. Quindi c'è una complessità difficilissima da gestire e su questo anche qui l'Europa sta marcando il passo. Senta professore, potrebbe riuscire all'Italia di avere questo quello che la Meloni chiede? Questo la Meloni sta chiedendo in pratica di avere un commissario pesante. E anche un ruolo notevole anche in Consiglio europeo. Ma allora, ovviamente lo scambio sarà un po' come, non so se vi ricordate, lo scambio per votare che ha fatto Conte al bar, parlando con la Merkel per votare la von der Leyen, cercare di portare a casa qualcosa, avere un ruolo nell'avere deciso, avere una maggiore attenzione poi dalla futura Presidente, come dire guarda che è stata eletta anche con i nostri voti e così via, e per mantenere anche un buon rapporto con che anche qui alcuni studiosi di prossemica, cioè del comportamento dei gesti, così hanno evidenziato come quando si sono incontrate al vertice in Puglia sono state abbastanza fredde la Meloni e la von der Leyen, non come... ci eravamo tanto amati. Ecco, così. Quindi, ma non si sa, insomma, queste cose a volte sono anche, come dire, un pochino più, visto che c'erano le elezioni, meglio, perché la von der Leyen, se si faceva vedere abbracciata alla Meloni, poi succedevano magari cose un po' così, tant'è vero che Scholz, Macron e compagni hanno detto è più che sufficiente la maggioranza Ursula, non ci serve la Meloni. E anche Tusk, ecco. Senta, c'è un altro, allora, posto che questo tipo di cose insomma, lasciano per certi aspetti il tempo che trovano, però possono essere anche dei segnali. Se ne parlava oggi sui quotidiani online, sulle pagine online dei quotidiani, nelle parti a destra, insomma, quelle che bisogna stare un pochettino attenti per coglierle. L'altro giorno, nel corso di un concerto a Lipsia, Rod Stewart, ad un certo punto di questo concerto,
ha inneggiato a Zelensky, ha tirato fuori la bandiera ucraina. Adesso Rod Stewart però aveva preso subito una categoria di Do you think I am sexy o qualcosa di questo tipo qua. Mamma mia, mamma mia. Ed è stato subissato dai fischi. Ora, adesso inutile, può essere anche giustamente che gli spettatori di quella sera ragionassero nel senso siamo venuti qua per vedere uno spettacolo, non per questioni politiche, eccetera, eccetera. Però è un po' indicativo, no? È indicativo del fatto che oggi la politica è lontana dalle masse, sì. È una cosa d'élite, di salotti, così, e proprio per questo c'è tutto il tema della partecipazione, c'è tutto il tema della forma partito della quale abbiamo parlato prima, c'è tutto il tema di recuperare i giovani alla politica, di recuperare le masse alla politica, anche perché la democrazia ha forza se c'è la partecipazione, se no non ha forza la democrazia, perché alla fine addirittura se la prendiamo solo come un processo, un procedimento, è un procedimento che potrebbe essere ritenuto, ovviamente siamo democratici, figuriamoci, abbiamo un po' un certo idolo nella Costituzione anche per il mestiere che faccio, però il discorso è questo, cioè è una procedura che forse è meno efficiente rispetto a un'autocrazia, a una democratura, quello perché là decide uno solo in pochi, e invece seguire il procedimento democratico per si decide più tardi, con più tempo. In teoria dovrebbero essere decisioni migliori, perché? Perché sono prese in consenso, con più gente, e poi dovrebbero avere il supporto o almeno l'attenzione da parte dei politici alla popolazione, quindi fare un qualcosa che io per esempio sono anche cattolico così, però non sarei per una teocrazia del Papa, ecco, perché e ne penso che dovrebbero decidere i vescovi la politica italiana. Penso che è meglio che ci siano le elezioni e che ogni tanto è interessante però quell'intervista con Ruini del Corriere della Sera di qualche giorno fa, quando accennava a questo tentativo di Scalfaro di far cadere a tutti i costi il governo Berlusconi. C'era bisogno dell'intervista con Ruini per capirlo, insomma. Scalfaro vabbè, lasciamo ha anche subito a un certo punto l'attacco per i servizi segreti, con quella risposta che fu affascinante, perché quando lo stavano pienamente massacrando per i 100 milioni, e così lui dice: io a questo gioco al massacro non ci sto. È chiaro, ti stanno massacrando, certo. Però con quella frase è riuscito a smarcare. Ma sì, anche perché quella volta bastava dichiararsi contro Berlusconi, si era subito esaltati ma lasciamo perdere. Che cosa significa la situazione che si è venuta a creare all'interno del governo di Israele invece? Stanno emergendo le divisioni. Io sono sempre stato in ascolto con Fiamma Nierestein, con i suoi reportage che fa sul giornale, su Radio Radicale, che diceva sì, ci sono proteste, ma è tutto nella democrazia, siamo un paese profondamente democratico, siamo un'altra cosa, c'è una tensione ideale, c'è una tensione quasi, sì, anche religiosa, o di una religione laica per Israele, tante altre cose. Però adesso le divisioni stanno emergendo, cioè stanno emergendo. Gantz insomma, non era più d'accordo sulla gestione militare, è uscito, è stato cacciato fuori da Netanyahu, che ha chiuso il Consiglio di guerra, che aveva quindi coinvolto anche l'opposizione. Invece adesso però la chiusura del Consiglio di guerra anche fa sì che prende più voce Ben-Gvir e l'altro leader della destra religiosa, sono partiti sionisti nel vero senso della parola. Secondo alcuni sarebbero anche alla base dell'indebolimento persino dell'intelligence israeliano, perché non so se questi sono partiti che sono di estrazione religiosa. Sono partiti di estrazione molto religiosa, e con una visione sionista, cioè come da una parte, cioè dalla parte palestinese, si concepisce la Palestina senza gli ebrei, gli israeliani, dall'altra parte questi partiti qua concepiscono la Palestina senza i palestinesi. Senza i palestinesi, e quindi sono due posizioni inconciliabili, e
per certi versi anche inaccettabili, perché la Palestina è di tutti e due, e io sono a volte anche irriso in dibattiti da Lucio Caracciolo, nel senso che io ho una posizione per una soluzione di tipo federale, quindi con riconoscimento di grandi autonomie, eccetera, eccetera, addirittura che passa attraverso un concetto che è difficilissimo, sul quale forse si può arrivare riflettendo con delle categorie che sono di Carl Schmitt, concetti di sovranità divisa, che è una contrapposizione in termini, però Caracciolo, pur conoscendo anche un certo apprezzamento che c'è in alcuni studiosi israeliani di Carl Schmitt, che è stato considerato un nazista, c'è un libro che è intitolato Un nazista senza coraggio, però il titolo è così, ma in 2 volumi, ma il libro in realtà parla dal punto di vista giuridico, studia molto seriamente Carl Schmitt. Quindi ecco, sono delle categorie che potrebbero esserci e che non sarebbe quella dei 2 stati, perché quello dei 2 stati, in realtà, che saremmo tutti per i 2 stati, ma in realtà i 2 stati poi si armerebbero uno contro l'altro. Sì, sì. Invece uno Stato unico col sistema federale forse sarebbe una soluzione ovviamente utopica, difficile da raggiungere. Però ecco, ci sono le divisioni fortissime in Israele. Adesso conclamate, con sempre però dietro questo tema, cioè per Israele è vitale sconfiggere Hamas, però per sconfiggere Hamas non può sterminare i palestinesi o farli tutti andare via, perché è vitale per Israele anche avere il consenso della comunità internazionale e un pochino intorno, se no isolato internazionalmente non ce la fa. In questo contesto, zitto zitto, piano piano Biden comunque insomma si sta arrivando, almeno da come viene raccontata la cosa, però insomma pian piano mette dei mattoncini. Ecco, zitto zitto, qui mi sa che sta seguendo un po' le cose che dicono i consulenti di Macron, meno ti fai vedere, meno succede, eccetera, eccetera, anche perché in effetti invece il muscoloso e in teoria più in salute Trump fa anche lui delle gaffe, anche recentemente. Quindi siamo proprio veramente in effetti poi anche effettivamente l'età anagrafica non è che c'è poi questa grande differenza, forse siccome è un po' più cattivo come immagine, Trump appare 78, 81, più 82, sì, pare più in forma perché c'ha quell'aria così cattiva e così, però ecco, insomma, siamo sempre in una situazione nella quale c'è questo scontro, è uno scontro che però anche qui fa venire fuori delle categorie, soprattutto dalla parte di Trump, che mettono in discussione per certi versi la democrazia, perché il tema che lui, del quale lui è, e che è l'aspetto inaccettabile di Trump, è che per certi versi mette in discussione la legittimità delle elezioni, come ha fatto con Capitol Hill, e questo è l'elemento inaccettabile per certi versi di certi partiti di estrema destra. Sì. E però attenzione, ce l'abbiamo nel partito repubblicano con Trump negli Stati Uniti d'America, questa roba qua, cioè quello di mettere in discussione le elezioni. C'è sempre stato fino a Trump un bon ton istituzionale, no, anche quando si richiedeva riconteggio, c'era la telefonata 5 minuti dopo di congratulazioni, eccetera, eccetera, cosa che con Trump non c'è stata. Sono molto curioso, una mia amica andrà negli Stati Uniti in vacanza quest'estate nell'Oregon, quindi anche in uno stato che mi sembra abbia una tradizione democratica, ma non è sicuramente il Massachusetts o l'Illinois o la California. Sono molto curioso di vedere poi cosa mi racconterà, perché gli ho detto usa le antenne, vedi quello che... Beh, se andrà lì in quel periodo, per esempio, anche semplicemente fare un giro della città nel periodo elettorale, proprio strettamente in agosto. In agosto. Perché quello l'aspetto. Però forse già cogliere comunque perché mi ha insegnato così Ilvo Diamanti, riferendo le indagini che fa suo figlio Giovanni, che è molto bravo, che ha iniziato anche a lavorare negli Stati Uniti. Cioè negli Stati Uniti mi ha detto che nel periodo elettorale si va in giro e casa per casa mettono fuori per chi votano, e quindi quartiere per quartiere si può tenere sotto monitoraggio cosa c'era nelle elezioni precedenti e cosa c'è oggi. Le dirò di stare attenta comunque. Abbiamo tempo ancora per ricordare, intanto... sì, l'uscita di Limes, del numero di Limes,
dedicato all'Iran, ma sicuramente collegabile anche a Israele, perché per esempio la questione della bomba dell'Iran è vitale per Israele, perché se riusciranno a arricchire l'uranio a tal punto, andare avanti nel processo di arricchimento dell'uranio in Iran e ad arrivare a materiale nucleare spendibile per una bomba atomica, certo potrebbe cambiare la situazione, perché a quel punto la deterrenza di Israele, che ha la bomba atomica e che ha fatto di tutto con dei raid, con l'intelligence, eccetera, eccetera, eliminando fisicamente gli oppositori, facendo saltare delle industrie e così via, era riuscita fino a un po' di tempo fa l'intelligence e l'esercito israeliano a impedire questo avanzamento dell'arricchimento dell'uranio, ma se l'Iran prende la bomba atomica, con 3 bombe atomiche vecchiotte come quelle di Hiroshima e Nagasaki, viene spazzato via Israele. E poi c'è un appuntamento strano. Sì, nel senso che qui siamo stati coinvolti, sono stato coinvolto come Istoria, che ha sede a Pordenone, anche se in maniera diciamo da megalomani e con l'ironia di Lucio Caracciolo, siamo l'Imes Club Imperiale, cioè Pordenone, non essendo riconosciuti né pienamente friulani né pienamente veneti, ma avendo una storia di enclave imperiale dell'impero asburgico, perché era una città con le mura basse e nessuno l'attaccava, o perché non gli interessava niente di attaccare Pordenone, o perché Pordenone aveva le mura basse, perché se l'attaccavi voleva dire attaccare l'impero, voleva dire attaccare Vienna, e quindi era meglio non farlo in certi periodi. E allora noi ci chiamiamo l'Imes Club Pordenone, Udine e Venezia, perché ci sentiamo, come dire, in tutti e 2 gli ambiti, ecco, un ambito trasfrontaliero. Però andremo con l'Ente Friuli nel Mondo e con EIFASCE, che nell'ambito dell'Ente Friuli nel Mondo è la cordata pordenonese, perché poi c'è i Fogolar Furlans, andremo con una delegazione di EIFASCE a Bucarest venerdì, sabato e domenica di questa settimana, e io dovrò ottenere una relazione, vivere ai confini di un conflitto. Ecco, qui ci sono tanti esempi. Vivere ai confini di un conflitto, Trieste ce lo può insegnare, perché con la ex Jugoslavia, con i Balcani, con la situazione del Kosovo, sappiamo benissimo cos'è qui a Trieste. Come Regione Friuli Venezia Giulia sappiamo benissimo, per tutta la storia che ha avuto la Regione Friuli Venezia Giulia, come GECT per esempio sappiamo cosa vuol dire invece superare questa roba qua. Certo, però una guerra alle porte è una cosa problematica. Qualcosa sappiamo anche perché per esempio alcuni contingenti militari delle nostre forze armate vanno a fare le esercitazioni in Romania, in Polonia o nelle repubbliche baltiche, proprio per mostrare i muscoli della NATO, e quindi anche quelle cose lì sono tutte cose che poi si rischia un conflitto. Una delle prime cose cos'è? Siamo vicino a un conflitto, si rischia un conflitto, un incidente. La prossima volta ci racconta allora di questa trasferta a Bucarest. Sicuramente. Allora, grazie al professor Cevolini per essere stato con noi, ci vediamo tra un mesetto circa. Ottimo. Noi andiamo a pubblicità e poi cambiamo argomento. Ok. Allora, la seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta abbiamo cambiato un pochettino la location perché abbiamo 3 ospiti. Parto dalla mia destra Claudia D'Ambrosio, che è qui come insegnante di yoga. Sì, insegnante di yoga per conto delle ACLI. Poi abbiamo Nikita Chien, sì. che anche lei è insegnante di yoga sempre per conto delle ACLI. E poi alla mia sinistra invece c'è Raul Bernes, che è il presidente dell'Unione Sportiva ACLI. Grazie per essere venuti nei nostri studi. C'è questa mia situazione dove io ho sempre paura di cadere all'indietro e sarebbe veramente una meraviglia. Tutti quanti lo aspettano, specialmente in regia, ma io non darò loro questa soddisfazione. Allora, noi parliamo di un avvenimento
che si svolge venerdì 21 di giugno. Venerdì 21 di giugno è la giornata internazionale dello yoga e quindi anche a Trieste ci sono tutta una serie di attività che in questo caso, correggetemi se sbaglio, sono coordinate dall'ACLI, cioè l'ACLI supervisiona un pochettino quello che succederà. È corretto, Raul? Sì, sì, insomma siamo riusciti a mettere assieme veramente un nutrito gruppo di associazioni che si occupano di yoga, un grande numero anche di insegnanti, di maestri di questa, non so mai come definirla, se un'arte, uno sport, una filosofia, insomma lo yoga, sì, una scuola di vita, sì. ok, e diamo vita a questo tipo di iniziativa proprio il giorno 21 presso il parco del Ferdinandeo e l'attiguo bosco del Farneto, cioè pertanto anche grossi spazi. Okay. Questo è il terzo anno che riusciamo a dar vita a questa manifestazione. L'abbiamo sviluppata in una maniera, come dire, abbastanza importante, anche perché soprattutto lo scorso anno abbiamo avuto anche numeri di partecipanti e anche l'anno scorso un grosso numero di insegnanti e speriamo chiaramente anche quest'anno ci sia un risultato ottimale, buono, che per noi che siamo un ente di promozione sportiva poter parlare di movimento, di benessere e soprattutto di socializzazione tra le persone penso sia il più grande risultato possibile. In più anche il fatto stesso di condividere con tante realtà e con tante partecipanti una giornata tutti assieme, beh insomma anche questo è sicuramente un qualche cosa di estremamente significativo. Allora, la giornata mondiale dello yoga esiste dal 2014 o dal 2004? Dal 2014 per iniziativa dell'attuale ministro della giustizia, mi sembra indiano, Modi, che ha chiesto all'ONU... Credo sia il premier. Addirittura. Primo ministro forse? Sì, primo ministro, sì, credo sia primo ministro, che ha chiesto all'ONU di dare un riconoscimento e una visibilità a questa disciplina che è un patrimonio culturale indiano ma che si è diffusa in tutto il mondo, è praticata e apprezzata in tutto il mondo. Quindi da allora in tutti i paesi dove si pratica lo yoga il 21 giugno è considerato un po' una giornata dove stare insieme, celebrare insieme la passione per questa pratica con tutti i significati che ha. Ma c'è una ragione particolare del 21 di giugno? O c'è... Il solstizio d'estate. Ah, proprio... Sì, un rinnovamento e una celebrazione di dell'arrivo della stagione. Io non ho mai capito niente, devo confessare, di queste robe di solstizio, equinozio, per me sono tutte robe che... Mi pare che equinozio è quello d'inverno, no? Esatto. Boh, va bene, adesso forse sarà un po' più preciso. Il 21 arriva l'estate. Il 21 arriva l'estate, sì, Finalmente. basta quello, però io non riesco ad imparare queste cose, insomma. Allora, che cos'è esattamente lo yoga? Perché effettivamente è una disciplina, è uno stile di vita, è una serie di esercizi, però è qualche cosa di più e di diverso. Esatto, sì, proprio quello che non definirei per lo yoga è la parte degli esercizi, perché lo yoga significa unione, quindi già con questa parola riusciamo a capire che non si parla solamente di esercizi, ma proprio si parla di unione tra noi stessi, quindi nel nostro interiore, nella nostra mente, nel nostro corpo, e unione anche con l'altro, quindi sia nella condivisione che nell'ascolto. Infatti anche questo evento del 21 giugno nasce proprio con questa idea qua, di unire un po' nell'ambito triestino questa bellissima giornata e di praticare tutti quanti assieme, dando l'opportunità anche alle persone di scoprire stili diversi, di provare, cimentarsi, conoscere persone nuove e quest'anno anche con i ringraziamenti dell'ACLI e la concessione di ciò riusciremo anche a portare degli stili un po' particolari, ovvero lo stile del senior, quindi una pratica per la terza età che andremo a fare in piedi, lo stile per i bambini, quindi anche i bambini potranno cimentarsi in questo mondo, in questo stare assieme e provare varie tecniche di yoga, magari della respirazione, magari un po' di rilassamento, meditazione e poi qualche asana, quindi qualche posizione, e infine anche lo yoga per la disabilità, che sarà una pratica in piedi, quindi
diciamo, semplice, che sicuramente andrà a vedere la parte posturale dell'attività, e poi faremo un po' di respirazione e rilassamento. Tutto questo per dire che a tutti gli effetti yoga è proprio una scuola di vita, no? Non è, sì, non è esercizio. Esatto, sì. Tu hai mai praticato? Ci ho provato, forse a Claudia e anche a Nikita devo aver raccontato, ma è stata un'esperienza un po' tra virgolette traumatica, perché per gli altri anche. Sicuramente, ma succedeva che quando uscivo da questo luogo dove facevo questi esercizi di rilassamento, uscivo da là completamente, non so neanche come spiegare, ma veramente instupidito sarà un problema mio, perché chiaramente, però no, sì, vabbè, insomma, da quel momento non ho avuto più, come dire, l'occasione, però adesso non mi potrò sicuramente appunto. Vogliamo vedere venerdì. Esatto. Una cosa che si può aggiungere ad integrazione di quello che giustamente ha detto Nikita è che quando si parla di yoga, noi occidentali pensiamo immediatamente all'hatha yoga, che è lo yoga fisico, lo yoga delle asana, della respirazione, che porta alla meditazione, ma è solo uno dei sentieri dello yoga. Lo yoga è una disciplina antichissima, si parla di 2500 anni almeno, che ha una cosmogonia, una visione del mondo, una filosofia e una serie di pratiche che hanno come senso aiutare l'uomo a trovare un benessere profondo, che è psichico, fisico, relazionale, in questa unione di cui parlava Nikita. Quindi ognuno può trovare all'interno di questo patrimonio così grande anche il sentiero di yoga che fa per sé, e poi quando si parla di hatha yoga il tipo di disciplina pratica, fisica che fa per sé, perché c'è di tutto, ci sono yoga più energici, hatha yoga più rilassanti, c'è un mondo da scoprire. Adesso dirò una cosa che stupirà. Io ho praticato per un po', cioè ho fatto poche lezioni, per dire la verità, ma perché purtroppo con i ritmi di questo lavoro non riuscivo a mettermi d'accordo, non riuscivo a conciliare, devo dire. Quello che mi ha stupito però è che non so se dipende da me o se effettivamente è così, che però quando incominci e uno, insomma, definiamo l'attività per comodità più che non. Quando uno inizia un'attività, in genere le prime volte che ci va prova sempre un po' è una sensazione un po' strana, deve un po' studiare se stesso, deve studiare gli altri, eccetera. Devo dire la verità che io, una volta messo piede nella palestra di yoga, adesso non so se il termine è corretto, però non mi sono posto minimamente il problema: sono in ritardo rispetto agli altri, gli altri si muovono in maniera più fluida rispetto a come mi muova io, eccetera. Cioè, non ho avuto nessun tipo di problemi. Magnifico, sei entrato nello pieno spirito dello yoga, che non è mai competitivo e che è sempre, ognuno ha il suo yoga, perché poi lo yoga si impara negli studi di yoga, ma diventa una pratica anche individuale, che ognuno può fare da solo. Però c'è una cosa che mi ha colpito molto per la questione, ormai lo yoga senior, no? Sì, che ormai quella è la strada, perché hai sottolineato che lo faremo in piedi? Lo faremo in piedi perché nelle nostre attività come ACLI è già da un anno che lavoriamo con lo yoga senior sulla sedia. Perché, questa è una roba che ho letto di recente. In realtà è un'attività davvero ottima per le persone della terza età, soprattutto nel momento che magari si inizia a perdere l'equilibrio. Quindi lo yoga sedia senior ci permette, ecco, di mobilitarci in maniera migliore, in sicurezza sicuramente. Non si fanno solo posizioni sulla sedia, dalla sedia poi passiamo anche in piedi, diciamo che lo yoga diventa strutturato e complesso come un'altra tipologia, però ci dà l'opportunità di essere sicuri e di migliorare il nostro equilibrio. Ecco, perché una delle cose che a me dava un po', cioè non dava fastidio, uso il termine dar fastidio, ma nel senso che proprio dover stare con la testa senza un appoggio sulla terra, cioè senza un minimo di, non un cuscino, cioè stare sdraiato sul pavimento, eccetera, quello mi dava un po', era l'unica cosa che non sopportavo.
in Shavasana, sì. La posizione Sì, esatto. ecco, sì, adesso mi detto. Posizione Mi dà un po' del corpo. perché anche quando dice adesso ci riposiamo un po', per me non era assolutamente Certo. un riposo, perché poi mi rendo conto anche di tutta una serie. Però è curioso anche questo, perché vedevo su Instagram, su tutto, è pieno di yoga della sedia, eccetera, che io pensavo fosse una di quelle cose un po' così. Adesso io qualche giorno fa ho fatto anche una scoperta, ma da profano, sullo yoga della risata, Sì, che adesso non so c'è se stato dopo... qualche giorno fa ok, anche. no? Insomma, vedi, dalla sedia alla risata, le cose forse più, come dire, importanti. Questo della risata però devo approfondirlo di anche nuovo. perché... Lo dico da profano, lo dico da profano, però sono cose che, come dire, ci sono passate per le mani proprio negli ultimi Ma cos'è lo giorni. yoga della risata? Non sono un'esperta neanch'io, credo che sia più un modo di stare Di stare, insieme, sì. di creare unioni Sì. attraverso appunto degli esercizi che stimolano proprio la capacità di ridere e di Esatto. Mollare, lasciare andare. Io Però- l'ho fatto più volte, Ah, devo è dire che è così? molto divertente. È sì. divertente. L'ho Ma perché? appreso in Perché? India proprio ed è una pratica che si usa molto, anche perché vengono praticamente fatte delle battute su delle azioni quotidiane, anche se vogliamo dire un po' sceme. Ad esempio, non so, mi arriva la bolletta a casa, no, invece rido, allora gli rido in faccia la bolletta, come potrebbe essere, mi arriva una mail del datore di lavoro che e rido. Allora si fanno questi esempi e insegna proprio a sdrammatizzare le Ad situazioni. assumere un distacco Esatto. dalle cose della vita che ci danno disagio. Pratiamo. Che è Vorrei uno degli distaccarmi obiettivi. da qua allora, perché al momento mi dà un po' di fastidio. Allora, c'è un altro dato che bisogna secondo me approfondire quando si parla di yoga, nel senso che è uno stile di vita, chiamiamolo disciplina, eccetera, che pur essendo appunto antichissima, però non riesco a capire se è in continuo rinnovamento oppure se il rinnovamento di cui si parla poggia su quelle basi antiche. Che bella Una grande domanda. osservazione. Sì, è una grande domanda. Sicuramente c'è un rinnovamento, non possiamo certo dire che lo yoga Sì. che pratichiamo oggi, se parliamo poi in particolare di Hatha Yoga, noi oggi pratichiamo uno yoga posturale moderno che sia quello delle origini, quindi assolutamente c'è stato un cambiamento e un rinnovamento. Quello che però è rimasto fisso sono le intenzioni, gli scopi per cui si pratica yoga. Poi gli stili, le parti, diciamo, le pratiche, continuo crescita e cambiamento. Però parte dalle basi, quelle sono. Sì, dipende secondo me un po' dalla tipologia di yoga di cui andiamo a parlare, perché negli anni comunque ci siamo rivoluzionati e proprio ieri ho visto un video su Instagram di questa ragazza indiana che sul palco in India, una comica evidentemente, parlava che lo yoga è diventato qualcosa di occidentale, che noi l'abbiamo occidentalizzato e raccontava una volta lo yoga era quell'attività noiosa che facevi in pigiama a casa, adesso invece è diventato qualcosa di occidentale. Mi ha fatto ridere questo, però sotto c'è un qualcosa di vero. Quindi sicuramente credo che un buon insegnante di yoga debba trovare la fonte, debba trovare le origini di questo e trasmettere anche la vera passione e il significato di quello che è yoga. E come abbiamo detto prima, appunto, devia molto dall'attività principalmente fisica. Non è che vado in una palestra di yoga, come l'abbiamo chiamata, in una stanza e mi metto lì a guardarmi allo specchio, a provare le posizioni e dire ah che bello, che figo, sono riuscito a fare la verticale sulla testa, per dire. No, io arrivo lì con l'idea di guardare un attimo dentro e magari di provare a scoprire se nella mia vita riesco a superare me stesso, riesco a rivedere me stesso, riesco a capire dei passi, no, che ho compiuto, anche perché ricordiamoci che l'attività fisica, ma soprattutto il movimento, il muscolo, è direttamente connesso anche con le emozioni. Quindi molte volte anche attraverso una posizione e attraverso
la meditazione nella posizione, ovvero il rilassamento in essa, riusciamo magari a sbloccare alcune sensazioni, sentimenti ed emotività magari lasciate lì da tanto tempo, ed è per questo che anche nel senior è quello che ho notato che proprio serve, e ho notato che è sempre più evidente. Sì. Una cosa che può aiutare a capire se stiamo facendo yoga è che quando si sta facendo, parlo di Hatha Yoga, perché se aprissimo il discorso a tutto lo yoga sarebbe non gestibile qui, ci deve essere, oltre a una pratica fisica, sempre un'attenzione alla respirazione e uno scopo di arrivare a un punto di concentrazione e di, diciamo, consapevolezza e lavoro personale. Quindi se ci sono queste tre cose insieme che poi portano alla meditazione, è yoga. Lo stile che viene adottato varia, cambia. Poi dopo parleremo anche di Akli, anche per spiegare un pochettino l'attività di Akli in campo sportivo. Non pensare che ti trascuro. No, ma io in questo momento sono felicissimo e le sto ascoltando con un'attenzione pazzesca. Tra l'altro hai messo anche una camicia tipo del Nehru. Certo, insomma, sicuramente. Perfettamente, e se posso un piccolo excursus, siamo stati bravi a portare in un momento di tranquillità Nikita, che era un po' in tensione prima. No, c'è una cosa che mi incuriosisce parecchio, un'altra delle tante che mi incuriosisce parecchio, ed è proprio la questione della meditazione, che probabilmente è qualche cosa che io non riesco ad afferrare, nel senso, perché un amico mio dice ma fai meditazione, eccetera. Credo che sia qualcosa che non è che uno può, adesso medito, ti astrai dal mondo e ci si arriva per... Sì, anche perché gradi. La meditazione non è qualcosa che si fa, la meditazione è uno stato di profonda interiorizzazione e unione che si raggiunge con delle pratiche, e a sua volta queste pratiche vengono chiamate meditazione. Quindi alle volte si confonde l'obiettivo finale, che è raggiungere un certo stato, con le pratiche che si fanno per ottenere quello stato. Quello che si va ad imparare sono le pratiche. E le pratiche che cosa ci servono? Ci servono a portarci in uno stato di contatto con noi stessi molto profondo, da cui si aprono infiniti scenari, e per arrivare a stare in contatto con noi stessi è mica facile, siamo distratti, siamo sempre fuori di noi, dobbiamo farlo gradatamente e imparare a esercitarci un po', no? Quindi, e questo poi fa bene a tanti aspetti, anche a aspetti molto pratici, la concentrazione, la capacità di attenzione, il sistema nervoso, il rilassamento. Ci si arriva però con delle tecniche. È pieno, soprattutto su YouTube, di tutorial, in alcuni casi si percepisce anche che c'è gente seria, insomma, dietro queste cose, in altri casi invece magari è differente. Mettiamo il caso, è sempre il caso, chi vuole accostarsi allo yoga, eccetera, è sempre il caso di fare delle lezioni, come dire, in presenza, no? Cioè i tutorial YouTube, Instagram, tutte queste diavolerie qua possono servire, però non rendono l'idea di quanto, mettiamola anche così, non sia assolutamente necessario portare a termine l'esercizio a tutti i costi, perché quelli che fanno i tutorial sono bravissimi, eccetera. Sì. Invece quando sei là ti rendi anche conto che se hai dei limiti devi accettare anche i tuoi limiti, eccetera. Sì, diciamo che proprio in questo momento che siamo nel mondo della tecnologia tutti i giorni si vedono sempre di più, ecco, attività online e assolutamente poi ognuno prende la scelta che vuole. A parer mio lo yoga online non sarà mai la stessa cosa di uno yoga in presenza. In presenza un insegnante può seguirti, tu puoi parlare, ma soprattutto la cosa principale, puoi condividere. Sì, sì. Lo yoga è condivisione, ascolto, stare con l'altro, e anche il fatto di solo arrivare in una lezione, in una classe di yoga, e magari si passano i primi 10 minuti a parlare.
Quello è fondamentale. Sì, quello è come fondamentale. la grossa differenza. E poi puoi chiedere chiaramente all'insegnante la parte terapeutica, se magari non hai compreso qualcosa, e se qualche asana, qualche posizione non riesci a prenderla bene, o magari soprattutto un insegnante può andare a correggere un allineamento, perché è la parte fondamentale questa. Comunque le asana, a differenza dal mondo dell'attività fisica, quello che noi andiamo a portare è proprio il respiro. Attraverso il respiro noi portiamo una concentrazione maggiore di sangue e ossigeno in una determinata zona, e questo è quello che differenzia l'asana da un esercizio. Sì. Perciò l'energia che hai in una classe di gruppo, sì. No, è diverso. Però è vero che è un grande strumento, come sempre. Poi dipende come lo si usa. da come lo si usa. Esatto. Io col mio maestro che è di Assolutamente. Bologna pratico online più volte la settimana, però ho già un certo livello di pratica, e credo faccia la differenza dall'iniziare da niente a praticare online, sia a livello motivazionale sia a livello della responsabilità che tu hai quando pratichi, anche come allievo. Sì, no, ma era giusto sottolinearlo proprio perché è pieno di cose, poi in alcuni casi sono anche è più roba posturale che non yoga, bisogna fare anche una certa attenzione. E poi è un mondo così grande, io mi sento così sempre limitata a parlarne, perché più studi, più impari, più vai avanti, più scopri la complessità e tutto quello che c'è. Allora, abbiamo ancora 5 minuti, parliamo dell'Unione Sportiva Acli. Noi abbiamo già parlato altre volte, ma insomma giova sottolineare il vostro lavoro. Sì. Come ti dicevo prima, siamo un ente di promozione sportiva e la nostra finalità principale è sempre quella: permettere alle persone di qualsiasi età, di qualsiasi condizione, di poter fare attività motoria, trarre da questa attività motoria chiaramente del benessere. E negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, eccetera, eccetera, ci siamo resi molto conto che la socializzazione tra le persone è fondamentale. Anche come tutte e due prima ripetevano un po' il cenno alla parola condivisione, è una roba fondamentale. Se io non condivido uno spazio, non condivido del tempo, rischio di essere sempre più solo. Allora, difatti c'è stato un sostanziale cambio di paradigma, no, nell'ambito delle nostre attività. Una volta si avventurava tanto in attività sportive, come dire, canoniche, no? Il torneo, la partita, la classifica, il risultato. Adesso la cosa importante, a prescindere da un risultato, è quello là di far stare le persone assieme e fargli condividere un'attività, indifferente quale sia, dallo yoga. Adesso abbiamo in piedi un torneo di bocce con insomma, un grosso gruppo di persone, insomma, che partecipano con grande entusiasmo a queste cose qua. Allora, pertanto abbiamo proprio cambiato, abbiamo collimato il nostro mirino su un punto diverso: far stare le persone assieme. E dopo le capacità, se uno è più bravo e meno bravo, e qua ritorniamo sempre un po' al discorso di prima, è fondamentale, poco importa. Dopo, vabbè, chiaro, ogni tanto quel minimo d'agonismo, quel minimo di verve, eccetera, eccetera, ci sta, ecco. Però, insomma, l'importante è inquadrare le attività in una maniera un po' diversa da... Come funzionerà venerdì? Cioè, basta venire là? L'evento inizia alle 7 del mattino e finisce alle 9 di sera. Mediamente ogni ora c'è una lezione con un insegnante diverso, quindi c'è modo di praticare infiniti stili di yoga, e non solo yoga in senso hatha yoga stretto, ma momenti di condivisione, momenti teorici, meditazione. All'interno delle lezioni ci sono anche quelle che parlava Nikita, per senior, per disabili e per bambini. Pratiche più energiche, pratiche più rilassanti. Se andate sul Facebook Giornata dello Yoga Trieste, c'è tutto il programma che va dalle 7 di mattina alle 9 di sera, anche con un momento dedicato all'ora di pranzo, di condivisione, di pranzo comune. Chi vuole pranzare insieme si porta qualcosa e staremo tutti insieme a mangiare. Poi basta venire con dei pantaloncini e portarsi dei vestiti comodi, un po' d'acqua, il tappetino. E portarsi il tappetino. Il tappetino sì, non è in dotazione. Esatto.
Il tappetino è fondamentale. E sono tappetini differenti? Sì. Addirittura? C'è tutto un mondo. Apriamo un'altra... Non sapevo. Perché c'è tutto un mondo di tappetini? Perché dipende dallo stile di yoga, se Esatto. sudi, se non sudi, se hai più bisogno di stabilità o se hai più bisogno di morbidezza. Ce ne sono tanti, ci sono quelli in cotone, in gomma naturale, in plastica. A me hanno regalato un tappetino per il computer e devo dire la verità che non so cosa farmene. Per Ecco, lo cui potrei potresti- portarlo come poggiatesta per delle lezioni, perché veramente non Ti aspettiamo venerdì. sarà difficile. Però non è escluso che magari veniamo a fare fino alle 9 di sera, Fino dalle alle 7 9. del mattino. Beh, Sì. un salto si può fare. Una piccola nota a margine: oltre a tutte le attività dalle 7 del mattino fino alle 9 la sera, nel primo pomeriggio arriverà anche il furgoncino di libri ribelli, no? Che è un tipo di attività che anche qua tenta la condivisione di appunto libri, bene. soprattutto dedicato ai ragazzini più piccoli, visto che c'è Yoga Bimbi, proprio come dire, è abbastanza indicato per questo tipo di fruitori della giornata, ma c'è la possibilità di leggere e, come dire, consegnare, ricevere a titolo puramente gratuito, senza nessun impegno, questo è anche libri, bello. e anche per, come dire, dare importanza all'importanza della lettura, insomma, ecco, questo è il contesto. Allora, io ringrazio Claudio D'Ambrosio, Nikita Chan, la prossima volta sarà me, e Raul Bernes per essere stati con E noi. tutto il comitato, lo possiamo dire. Posso Elena. Sì, una esatto. cosa velocissima perché è doverosa. Ci sono loro due qua, ma non ci si può dimenticare di un ringraziamento Speciale. Sì, davvero. a Elena Calligaris e a Annette Smart, che sono, come dire, due, come dire, fondatrici di questo movimento, ed è importante. Giusto dirlo, però. E dopo, per una questione di forma ma anche di sostanza, dobbiamo necessariamente anche ringraziare il Comune di Trieste, perché senza il quale intervento poter usufruire degli spazi della villa e del bosco sarebbe stato praticamente E impossibile. tutte le associazioni che hanno Chiaramente, collaborato, certo. insegnanti di scuole diverse, stili diversi, che si sono messi insieme per Esatto. dar vita a questa giornata. Che Allora, regalo. appuntamento con la giornata mondiale dello yoga il 21 di giugno, quindi venerdì di questa settimana. Noi invece ci rivediamo domani alle ore 18 come sempre. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.